Francesco Giordani, il più veloce, l'atleta della Futura Club Prato che nuota in corsia 5, classe 1995, sfrutta le sue doti di velocista, è infatti lui il campione italiano giovanile in carica per l'anno 95 dei 50 e 100 stile libero, nonché dei 100 farfalla. È stato argento ai giovanili nei 200 stile libero, in quell'occasione aveva nuotato 1,54 e 0,5. Ancora Giordani avanti 59-48 di passaggio a metà gara con Boric, il più vicino tra i compagni di batteria in 1.00 e 82. Francesco Giordani, dopo le 3 medaglie d'oro e quella d'argento ai giovanili in vasca corta, ha partecipato ai campionati italiani estivi di categoria, dove è andato a vincere ancora i 50 stile libero, i 100 farfalla, per lui poi un bronzo a decorare i 2 ori nello stile libero, nei 100 stile libero. Francesco Giordani 1.32.19, Boric 1.33.95, siamo alle 2 vasche finali. Per la seconda serie Gilberto Sottana, Veneto Banca Montebelluna in 1, in 2 Mark Kozamernik, Drusto Zveda Crani, in corsia 3 Alberto Palazzi, Milano Nuoto, in 4 Davide Pettenò, Riviera, in corsia 5 Elia Zennaro, Riviera Nuoto, in 6 Mattia Levorin, 2000 Padova. E intanto è Francesco Giordani a vincere in 2.04 e 44, si impone nella terza serie e fa al comando della classifica provvisoria. Assente in 2 Kozamernik, Vassenstaten lane 2 Kozamernik.